Presenza confermata da una fototrappola, quella dello sciacallo dorato nel Comelico. Tutto è partito lo scorso autunno con la registrazione di vocalizzi di una famiglia di cuccioli. Ora la foto è in pieno giorno, segno che non solo lo sciacallo si è riprodotto, ma che è rimasto nella zona dell'Alto Cadore. L'indagine che è stata fatta dalla Polizia Provinciale nell'aprile di quest'anno in Comelico, con il rinvenimento e l'accertamento di una riproduzione della specie in Comelico. La fototrappola era stata installata dalla provincia per monitorare il lupo, ma in una delle immagini che risalgono ad aprile è stato immortalato nei boschi del Comelico questo esemplare di sciacallo dorato, specie non nuova ad incursioni in questa zona. Una specie di origine balcanica, della quale non abbiamo reperti paleontologici in provincia di Belluno. Il primo avvistamento documentato è stato nel 1984 a San Vito di Cadore. È stato trovato un esemplare morto da un guardiacaccia locale. Da allora ogni tanto ci sono stati delle segnalazioni degli avvistamenti. Al momento non sappiamo se si tratti di un maschio o di una femmina, certo è che la sua presenza, commenta il consigliere provinciale alla gestione faunistica, va ad arricchire la biodiversità in provincia. La specie generalmente non confligge con le attività dell'uomo, se non in maniera assolutamente marginale, perché utilizza soprattutto fauna selvatica ed è un forte consumatore di carcasse di animali morti, per cui è una specie che va a completare verso l'alto la piramide ecologica, dando anche stabilità all'intero ecosistema.